era di notti. Amore mio, era di notti, e lo cielo a giumare. Pensa che mi aveva fatto perché? A me ce ne sta mettendo a fare. Giorgione. Tu posso offrire un caffè? Oppure una gazzusa? O soccorso? Una volta era io che offriva caffè e gazzusa a tutti. Ora invece mi fanno lavo tra mia la lemosina. Sai che ci dico? Offrissimi una corda con una bella pietra grossa, che me l'attacco coggio e mi va a ghietta a mare, a San Leone. Ma chi ti O scappa? se no, meglio ancora, ti sta a Marina, che è più funnuto mare. Ma chi ti sta scappando di mucca, Giorgio? Vedi che hanno successo disgrazie più grandi. Ascolta, che a proposito di disgrazie, ti voglio leggere una cosa che leggevo nella Bibbia, che un discorso è lungo, perché è una cosa che parla di un certo Giobbe, ma ne fece un riassunto. E comunque te la voglio leggere. Te la ecco. Giobbe, questo Giobbe era un proprietario benestante, aveva torrena, cose e armari, ma quanta armara via, giù, i vacchi, crapi, socquegge, non ci mancava niente. E quando figli, niente, non ci mancava che tu casticci niente. Un giorno, giù, arrivarono le disgrazie, ci morirono l'armari, ci morirono le crapi, ci morirono le vacche e ci morirono tutti i figli, giù, tutti i figli. E inizialmente Giobbe si disperava, arrivò a imprecare contro Dio, contro il Creatore, giù. Ma poi a poco s'addonò che la sua fede, invece di diminuire, aumentava. E il Signore, pensa, ci dette al re tanti armari, tante torrena, cartuccio qui e tanti figli. Giobbe finì i suoi giorni contento, sereno, in pace e in grazia di Dio. Giù. E di tutte le cose che Giobbe scrisse, c'è una frase che mi ha colpito veramente. Ed è questa qua, giù. Nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo me ne andrò nel grembo della terra. Lo vedi giù? Lo vedi giù che tutto si risolve? Lo vedi? Non ti scoraggiare. Non ti preoccupare, qual è il problema? Ora ci parlo io. Sta calmo che ci vai a fare. Gnapina! Gnapina. Donne. Lì qua ci sono per tutti. E certe volte si arriva ben fino alla disperazione. Donnino, vostia lo sape la storia. Siamo a colpeddiggio. Io non ci colpo niente. Scusaccio, Gnapina, voi siete come a Vincenzo che non ci colpa niente, ma ormai che la cosa è successa, che facciamo? L'ammazziamo? Donne, tutto il paese sa questa storia. Siamo svergognati, ne svindaro. Non potremmo escere da casa che ne parlano. Arrivo dietro le spagge, giù disgraziato. Arrivo dietro le mie spagge. E meno male che non sanno ho fatto di mia figlia, perché sennò potessimo scappare di questo paese. Gnapina, ha ragione, avete, ma sapete perché succedono tutte queste cose piccinanti? Invece di pensare ai problemi della nostra famiglia, pensiamo sempre a chi che va avanti, poi pensare di chi che è successo a casa nostra. E la facciamo tutti in funzione di chi che poi pensare avanti. E facendo così, ne cademo malati. Pensate, Gnapina, che c'è gente che scappa e se ne va, c'è gente che cade malata, ci viene la depressione, c'è gente
che si vuole Pinfina ammazzare Gnapina. Gnapina, tagliata a Picenzuzzo. Tagliamo a Picenzuzzo, che ci i due colpa non navi. E per non navi colpa, perché nello suo mondo colpa non c'è nessuno. Nello nostro mondo sono le colpe, Gnapina. Gnapina, tagliatemi, ascoltate. Tagliatela, vostro marito, tagliatela giù. È penduto. Gnapina è penduto per davvero. E ci parlavo. Gnapina si voleva Pinfina ammazzare Giorgio. Ada, sì. Ada, diteci Gnapina, riconciliatevi, levate tutte cose di mezzo. Ada, Va bene, donnino, facesselo venere. Lo faccio anche per amore di mia figlia, che è la cosa più preziosa che abbiamo. brava, brava Gnapina, grazie. Allora, ce lo vai a dire, Sì, Gnapina. grazie, donne, Grazie, grazie. grazie a voi, Gnapina. Grazie. Perciò, Giorgio, vedi che io parlavo per tua moglie e su tutte cose a posto. E ora io ti voglio parlare. Ora non diciamo, tu stai tranquillo. Non succede niente, Giorgio. Tranquillo. Ma non credo che porta scopa. No, t'assicuro che non succede niente. Tranquillo. E ti accompagna e me ne vai. Gnapina, caccia Giorgio. Mi raccomando, Gnapina. Stassi tranquillo, donnino. Grazie. Che c'hai a fare? Grazie, Gnapina. Vieni qua che stai a parlare. Un discantare calente ti faccio. Senti, vedi che chiedi a parlare con Don Masino. Io 30.000 lire ce l'hai salvati. Io veramente poi non avevo pensato di andare a parlare con Don Masino. E allora, vediamo di risolvere questa questione di nostra figlia, che è la cosa più importante che abbiamo. E allora, amonin, mettiamoci una pietra sopra tutto quello che è successo. Tanto ormai io amonin a casa. E mi raccomando di non sbagliare mai più. Signori turisti, buonasera, buongiorno, benvenuti qua alla Valle dei Templi. Adesso io sono il Cicerone, l'americano Sprex, vi faccio fare un giro qua per la valle e vi spiego tutto quello che c'è. Forza, venite con me, molti signori, da questa parte, vi stavo dicendo, questo dietro il mio petto è un tempio normanno caduto dopo l'impero romano d'Occidente del popolo dei Barocchi. Sì, dopo la divisione del regno delle due Sicilie ci fu il bombardamento dei Garibaldini e per chi si trovò poi Triccolonne. Ma poi veramente su quattro, però qua da Agrigento lo chiamano il tempio dei Triccolonni. Poi abbiamo anche, vedete quella inverniata là sotto? Chi stava messo ora e ci ha messo ora perché i gente scavalcavano e non si può toccare. Ma che sta dicendo? Tempio normanno, impero barocco, bombardamento garibaldino. Ma lei è un criminale! Ma che sta dicendo? Beh, magari si è fatto pure pagare per queste carbellerie. Io sono un professore di storia e queste cose non le posso sentire. Senta, restituisca i soldi a queste persone, per favore. Scusate, ma io mi trovo qua. Lei spatti tutte cose a tutti. Arrivederci. È incredibile. E allora, signori, scusate, io sono un professore di storia e so quello che dico. Allora, questo è il tempio dei Dioscuri, di Castoro e Polluce, figli di Zeus. È un tempio in stile dorico ed esso risale al V secolo a.C. Gli agrigentini sono solito chiamarlo Utriccolonne, anche se esso ne possiede 4. Effettivamente, una prima ricostruzione, iniziata agli inizi del XIX secolo, aveva portato ad innalzare solo 3 colonne, mentre la quarta venne rialzata un po' più avanti. E, sebbene si tratti di una piccola ricostruzione, il tempio è uno dei più immortalati dai turisti ed è il simbolo di Agrigento, della Sicilia tutta. Perciò, ma vedo organizzarla buona cosa, È una questione di soldi, no? Metti d'accordo, pigliamo una macchina buona, cose. Completamente imballato, sai, ma arreda quando. Ma che c'è? L'americano Sprex! Ciao Picciotto, tutto a posto. Ciao Giorgio, come sei? Come sogno mi domanda, che pezzo di cornuto sparti mi domanda come sogno? Che fa? Tu puoi soffrire un cigarro? Un cigarro ma fra me un cigarro ti faccio mangiare, quando vedi a me a scappare. Lei che io ti faccio sapere io, ti faccio sapere, pezzo di cornuto. Tuo pezzo di cornuto ci faccio sapere io.
Vedete che io 20.000 lire solo, e che ho stato chiesto un po' spendere. Come sono 20.000 lire? La voglia di fare? Tu zitto, te che sei tu che manne, io essere a dirlo. Con 20.000 lire non si può fare niente, ci vogliono 100.000 lire. Tranquillo che ti faccio fare buona figura. Ma che bella figura mi fare, se non per sapere non giù niente. Vedi che hanno giro, queste cose si sanno. E noi ci siamo uno giro. La mi fai sapere buona cosa. Io giro, sì, io giro. Vedi che ti trovo una macchina, ma di che è buona, con 5 posti. A 5 posti? E che me ne a fare a 5 posti? Ci vuole l'autista, un zito e 2 cani di mannera che tenno, poi che scappa da sportelle di lato. Ma sì, ma che sono queste cane di mannera? Ah, tu sei cane di mannera tu! Ma va bene il gioco. Vabbè, cane di mannera. Senti, chi se ci vuole? A fare un conto che ci vuole. 5.000 lire per la macchina. 2.000 lire a testa per queste cane di mannera. 2.000 lire? Ma care 2.000 lire? Tu zitto te! 2.000 lire. Senti, e poi vedi che i cani di mano erano zucchi. Su magari 4 perché c'è puruzzito. E se vuoi, può pagare pure a bastonate. Con la bastonata e tembolona, non ce n'è problema, che de gratis so. Ma i soldi dobbiamo spendere. I soldi sono a spendere, ci vogliono 5.000 lire per la macchina, 1.000 lire per benzina e 2.000 lire a testa cane di mannera. Non si può fare. E in ogni caso, non ci va a mettere un pagliaro per fare la consumazione. Ma che consumazione c'è a essere? Sa femmina è incinta. Zitto te tu, e che se non ne cosa hanno che è incinta, per forza ci vuole un pagliaro. Vabbè, tu ti vuoi fottere tutti questi cani a pagliaro? Casomai c'è un pagliaro che giù mio, un pezzo di pagliaro là io. E gente, i cristiani sono babbe, non sanno che un pagliaro è tu. Ti paga su babbe, per forza uno di fuori va a pigliare, se no capiscono che è pigliato per culo. Senti, vedete fare uno sconto, perché cazzo stai pagando tutte così. O padre del sito è morto, sta ma pasci cardini, e lui sta tornando ora di soldato e sta tornando con una mano davanti, e là potrà dal re. E poi queste 4 canne picciotti, facciamoci le mangiare per una settimana magari. Ma vedi che io ti voglio fare buona figura. Comunque, se tu hai una macchina come me, la facciamo calapa, fuetina. Calapa! Però, calapa buona si può fare. 2 cani di mannera piglia la picciotta sta in capo cassone, in capo un cassone tenuta un po' scappare, e in ogni caso io già scappa, che è d'accordo, non ti preoccupare. Il problema non ce n'è, calapa in 5 minuti risolviamo. Certo che però... Però calapa poi lo pigliano per morto di fame. Perché che fanno sanno che sogno morto di fame, che sogno scassapagliare è diventato, Certo. tutto sanno. Di come si è ridotto per ora sanno i cristiani. Senti, facciamo così, io ti do 25.000 lire. È una altra cosa, Che è sta cosa? una cosa buona. Dimmelo che Ti è. dogno calendario che i femmini nudi. E che noi, hanno essere nudi all'altezza. Nudi? Sono nudi che senza una signora ti pisco parrino. Non è che ti fa mangiare come fece mangiare a mia. Stavolta ti appenni lo campanaro stavolta. Un parrino pericoloso. Che i femmini nudi. Vabbè, senti. Tagliamo è giusto. 25.000 lire o calendario femmine nude? Affare fatto. Case. Però, come promesso, venne in borghese. In onore del maresciallo, attacca. Aspetta, un minuto. Il maresciallo non attacca, picciolo. Truppe maresciallo, alla vita sono amico, non vengo come dico perché sono venuto piano. Truppe maresciallo, alla vita maresciallo. Piccio sera sentivo una canzone siciliana bellissima. E quale? Che si intitola A Virrineggia. Potremmo fare. Ma dobbiamo fare tutta insieme. Che tonalità? A meglio che c'è. A poco. A cantaremo via la virrineggia. Di notte la buona e tu sai. Mi ricorda mia quanto si bella. Quando mi scogli prima di borgare. Ma spero tanto sulla tua terra. Caro chi non la vede.
Bravo, davvero. E buongiorno, Come? E insomma, buoni, buoni. Bamba, ora che tornaste soldato, comincia la tua vita. Sì, è vero, però l'avessi voluto cominciare senza pensiero, no? Che siete già incinta. Ginta è tia però. E si capisce, Totò, e te come va a essere incinta? Tu vuoi stare tranquillo, che domani risolviamo tutti i cosi. Don Masino così buoni lo organizza. La macchina, un pagliaro. Ma ti vende qualche cosa di soldi c'è idea o no? Sì, c'è qualcosa, tu mi avere l'uno ne dona. E se facciamo un travaglio buono, non la pure che sa. Non va fottetine, grana, pensa salute. Domani andiamo a essere concentrate, perché a essere pure veloci e non perdere tempo. Idro, cava patente e guida macchina. Nande, scendiamo in capa macchina, aggambiamo la tozzita, caricamo in capa macchina e andiamo. E tu a solo scendere e ti a fare a vedere la chiazza, in modo tale che la gente capisce che è la tozzita. Che è mezzita, mi raccomando, non la toccate troppo assai, No, tranquillo. Un po' fuori quando E quante no, però state attento che vi segna a tutti e tre, eh? Hanno fatto tante di fuitine e non solo fuitine. Picciotti, sentite voi. Danino. Ciao, Oh, ciao Danilo, ciao Che Ciccio. fa? Tornassi soldato? E tornavo e sogno con l'amico, E va? chi ci fa con questi gioco? Tu, che sei un bravo picciotto, chisti, ti portano a malasciata, se ti vedi Don Vice ti bannia. Sperteo, picciotto. Piccio, per favore lasciatelo stare. C'hai benni che bande siete grandi. Tranquillo grande, carote ne toccamo. E manca figlia toccamo. Anzi, picciò, stiamo concentrati perché Don Vice vuole la fa scacare, Tranquille tutti, mi raccomando. Anzi, Dani, salutami a Don Vice, va? È meglio che Don Vice non sa che tu sei qua. È vero. Dani, un gidirinente a Don Vice. E perché non c'hai a dire niente a Don Vice? Lo sai perché, Picciò, ci portavo un bello regalo e ci voglio fare una bella sorpresa a Don Vice e ci voglio ir io a dire cello che sogno che tornavo, va? Beh, vabbè, non ci dico niente a Don Vice. sì. Ne vediamo domani in una chiazza allora. Tranquille, domani. Domani non ci siamo. E manca il Torino c'è, andiamo a chiedere a cogliere la pera alla favale. Sì, vero, mira che dei belli grossi. Picciò, mi raccomando, non mi fate scordare che domani ci portiamo un bello cato di pira a Don Vice e un bello cato ci spartiamo, metà a Tanino e metà a Ciccio, Vabbè. Vabbè, vi salutavo. Amo dei cicci. Ciao Danino. Ciao. Nel suo paese di quattro persone. Però mi raccomando, tutte cose. Questa mia. Ma come ce lo sa bene fa scacare. È vero, se Don Vice lo sa. Via dell'origine, Vero, tutti e tre che ne tutte quante nel sistema giusto. Ogni tempo ne va esercitando così. Servito, signor Sindaco. Grazie. Buongiorno sindaco. Buongiorno, Giugiù. Oh, Giugiù, e cosa vaglio? Come va? Buon, mi stai arrabbiando. Certo che Giugiù. Di come ti via riduciuto. Grazie a Bossia, Donni, grazie a Bossia riuscivo pure a maritare a me figlia. Dopo tutto ciò che appunto è successo nella piazza. Sì.
Ho sentito qualche cosa veramente che me l'accennò, maresciallo, ma i particolari non ne conosce della verità. Signor Sindaco, i particolari francamente non lo capivo manco io, ma quando pare la cosa fu da così, che la picciotta camminava a mezzo corso con le amiche sue, per fare vita che passiamo là così. Ma una pazza, Io no? Picciotto, una pazza che organizza Giugiù, e poi Picciotto camminava con l'anti Picciotti e con gli scagnozzi di son di Don Masino. Poi tutto insieme non si capì che successe un manicomio. Caso! Bomba, 2 minuti e finiscono tutti i cose! Che è successo? Un motore si è già stato. Che è successo? Non ma sei fino a benzina! Come fino a benzina? Non ti dai 5.000 euro? Sì, cane di Mannera, praticamente, la era a pigliare e sta zitta con la macchina, anche fino a benzina. E tu scagnozzi di Don Masino, che fece? Per fottersi la benzina ce ne mesero più picca e restava a pena, è finito! Danni, sta ricordando un picciotto che venne che voleva tanga la benzina? Danni, ho capito, a storia la fuiti non mangia con cavo tutto. Per favore, tu non stai mirando perché tu non consumato. Non ti preoccupare, che ci pensiamo io che fa cocco. Chi sta buono? A cappare con questo. E a chi va, piglia l'aria, piglia l'aria, lei tu. Guarda, appunto, va qui. E si cosa sto dicendo, non ti preoccupare, ora ci parlo io, va qui. Signor Sindaco, tanto per capirmi, e di questa cosa che organizza Giugiù non ne sapeva niente. Lo picciotto fu che dispreziato meschino penne mia e si venne a compilare, capito? Ma addirittura ci finiva la benzina! Sì. Poi lo capisci in maniera di fango caglia per mani? Un maresciallo che fece? Come che fece il maresciallo? Un maresciallo appena visto la macchina posteggiata al centro della piazza, senza aspettare, e avvicinato. A questo punto io e Don Masino che avevamo a fare? Non ci fare a capire niente e ne misimo a fare buffone. Che bella macchina che ti facesti! Ma i grana con te le dette. No, maresciallo, veramente ce l'ho in brone, non fece un giro qua. Però vedi che tocca un po' posteggiare. Lei qui è in divieto di sosta. Dovrebbe spostare la macchina, magari un po' più avanti. E tanto 5 minuti stanno, e poi non sono tutte queste macchine, maresciallo. Alla capire, maresciallo, siccome macchine nel sta chiazza non ne vede mai, una volta che ne vede una volta ci vuole scrivere, vero maresciallo? Tu zitto te e non parlare assai. Che comando io e proprio tu è meglio che parli. Sa bene, dica, don Totò. So I bene. cuisti vi pira raffatali oggi. Sì. Buono, cogli ripira la macchina, come gran signori, vero don Totò? Giusto dice, ieri già tanuzzo, vittimo, tanino, e ci sono le topira. Giusto, giù. Ah, sì, i pira, sì, Buono, giusto. buono, Ma dimmi una cosa, ma i pira un ce l'ha dentro il cofano? Maresciallo, che mi carrozzi per anche la macchina io? Praticamente stamattina ai 5 andiamo a cogliere i pira con scecco, solo che poi pigliava e ce la stava la macchina. Maresciallo, c'è il sindaco che ci sta chiamando. Ah sì? Ah, picciotti, mi raccomando, vi lasso, però cercate di non fare danno con questa macchina. E poi state attento a scrafazzare i pira, mi raccomando. Vabbè. E poi vi lasso con un proverbio di menanno. Che diceva, a tempo di pira, zupè. Finire i pira e finì il zuppè. E poi tu che sei norditano, artoatesino, traduci che tu che dissi. Ai tempi delle pere, zio Giuseppe, sono finite le pere ed è finito zio Giuseppe. E poi, maresciallo, senti? Sì, ma poi sono successi di peggio. C'era Chidro, Tanino, che fa il chirichetto a Don Vicente. Te conosci a Torino? Un zito di Immacolata, tua figlia. E dopo figlia a Bordello per davvero. E perché? Come perché? Perché appena le scagnozzi scegliano perché la figliara a mia figlia. O maresciallo se ne è tornato. Tornato! Ma poi
Mala, pezzi di fango dei cristiani che mi faccio pure delle parolazzi. Giovanotto, esci dentro! Esci su! Non mi c'è un minuto, che vuoi? Caso, che vuoi? Era vicino al Torino e lo fracattava a bastonate, ma di buona! Però poi è arrivato il Nino, che ci disse che ci voleva parlare, Don Vice, e si viene a parlare a Sacristina. Domice, mi può ascoltare un minuto? Diamo un minuto di Cristiana. stai facendo una parola, Domice. Un minuto solo. Grazie. Va bene. Domice, lo capì com'è il discorso? Lo capivo. E se non ci diamo aiuto, Giugiù è capace che si ammazza. Veramente, se meritasse una fracchiata di legnate e carcagnate ne si ingila a sangue. Ossia, ragioniate. E lo sappi chi c'è ancora? A Carusa e Poronginda. Ginda! Sì. San Giovanni Bello. Ginda! Sì. Non ne posso maritare allora. Come non le può maritare? Ne sono incinta io che non le posso maritare. E scusate, qualche femmina incinta, qualche cosa incinta, che fa? Ma l'ha maritato? Certo che l'hai maritato, ma non in chiesa. È un Fora, io non hai maritato in campagna, a mare, hai maritato contadini, viggiana, nobili, duchesse, conti, di tutte maniere. Sicuri, E tu, piccatore incallito, vuoi mettere in dubbio la mia palora? Non si... Tu devi sapere che io sono stato autorizzato direttamente da Papa. Diciamo a Dio, Domice, e chi potesse mettere in dubbio la sua parola e chi già Dio Papa? E allora, se di corsa vai in italino, ci dice che prepara tutti gli stigli e si muta. Bello pulito che facciamo sto matrimonio. Le verità. Le marito. Grazie. Continuo, lo vai a dire. Continuo. Grazie, ci vai a dire. Vai. Sì, è così, sì. Ma dico, ma mi pare proprio una favola, mi pare come il film americano di Frank Capra. Aspetta, io che lui c'ha Lillo Capraro, che vedo mondo aperto, che fa? Ma mi ci fasi, ma Questo è un famoso regista americano di origine siciliana. Non può essere parente. E comunque, signor Sindaco, alla fine s'aggiustarono tutti i cosi. Si maritarono nella cazza, signor Sindaco. Un miracolo. Nato ad Agrigento il 15 aprile 1929 e tu, Immacolata Schillaci, nata a Portempedocle il 5 marzo 1931. Ma che amici vi state maritati? Che vuole fare? Sentite, se no ti scoglio mosso. Fammi parlare. Tu è Torino Restino. Vuoi prendere per legittima sposa la qui presente Immacolata Schillaci? No, sì. Fammi parlare. E tu, Immacolata Schillaci, vuoi prendere in sposo il qui presente Torino Restivo? Allora, scambiatevi le figure. Caro marito e moglie!
Ora che i picciotti sono marito e moglie, se ne vanno. Grana per organizzarci la festa non ce n'è. Però c'è un regalo per le picciotte. E a proposito, Don Michè, io la cosa ce la contavo, ma ora un regalo ai picciotti, cosa fa? Però! Sì, venecato! Ma Fu io! Ma sì, cambazzino! Dicendo io sempre come E allora? A come già ne c'è i soldi? Ma quali soldi? Io di tutta sta storia ce ne uscivo con 5.000 lire solo. Che a fare con 5.000 lire? 5.000 lire? Tirchio, bellico! Tu minimo ci ha dato 20.000 lire! Ma quale 20.000 lire? Già mettere in sacchetta io! Tu ci vuole ora 20.000 lire più 1.000 lire di benzina! Forza! Forza! Amore, va, Grazie, Dalia, grazie! E prossima! Un miracolo! A proposito di miracoli, mi viene in mente un film di Vittorio De Sica, Miracolo a Milano, dove alla fine tutti davanti al Duomo volano come in una favola. A volte la realtà è come una bella favola. Sì, signor Sindaco, e innanzi che siamo sotto un rabateggio, lo potessimo chiamare Miracolo a Giorgetti.